Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Abbiamo dovuto aspettare l'ultimo giorno di gennaio per un po' di pioggia sulle nostre regioni. Tempo instabile dunque, con precipitazioni diffuse, e arriva anche la tanto sospirata neve in montagna. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora moderatamente il tempo, nubi diffuse con piogge sparse e qualche nevicata sui rilievi alpini a 1100-1300 metri. Vediamo anche le temperature, le massime sono attese intorno ai 4-7 gradi, valori minimi previsti tra 1 e 4 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Nubi diffuse su tutta la regione con deboli piogge sparse e possibili nevicate sui settori alpini fino a 700-800 metri. Le temperature massime sono previste tra 5 e 9 gradi, valori minimi attesi tra 2 e 6 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Guardate qui, nuvolosità in intensificazione e deboli nevicate sparse a 1100 metri. Temperature massime intorno ai 2 gradi, valori minimi intorno invece allo 0 o a -1. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli, da sud sulle zone costiere e moderati al largo. L'aggiornamento meteo per oggi termina qui, vi do appuntamento a domani. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.